1, 2, 3. Di fare la prova, incontrate chiunque per strada, date 2 nanosecondi per reagire alla parola, cosa gli viene in mente se dice pro? Gli verrà in mente l'euro, gli verrà in mente l'abolizione della NAI, gli verrà in mente la liberalizzazione, qualcosa gli viene in mente di riforma. Provate a dire la parola Berlusconi, cosa ti viene in mente di riforma? Quella roba, una riforma, ma non ha fatto, non poteva fare. Perché non poteva fare? Perché il meccanismo è tarato sul consenso del giorno dopo del capo. Il consenso non viene speso per governare, è il governo che viene usato attraverso il consenso del giorno dopo. Per cui, fateci caso, i problemi non esistono, no? Vuol che il capo metta la sua faccia vicino a un problema, si sfregia, deve metterla vicino alla soluzione, quindi il problema non c'è, dietro deve esserci il cielo azzurro e quindi la crisi non c'è, la crisi è psicologica, consumatori consumate, c'è lo spiraglio, stiamo meglio degli altri e siccome il problema non c'è sarebbe assurdo chiedere di fare qualcosa. E così abbiamo viaggiato per 2 anni o 3 nella più grande crisi del dopoguerra. Poi quando il problema è talmente grosso e evidente che non puoi negarlo perché è un terremoto, perché è una città invasa dall'immondizia, perché ti arrivano 3.000 immigrati su d'isola, allora c'è il miracolo. Perché c'è il problema grosso, a quel modello corrisponde il miracolo, che per definizione è ambulante, perché devi venire via e andare a fare miracolo dall'altra parte, con delle conseguenze drammatiche. Perché il fatto che l'Aquila, e c'ho il mal di cuore quando lo dico, che l'Aquila sia nei guai, adesso in prospettiva per un'operazione seria di ricostruzione, ha qualcosa a che fare col fatto che si è voluto fare i miracoli i primi 15 giorni, battere il record mondiale di mettere a tetto qualche migliaia di persone in 5 palazzi, senza dare un'impostazione alla ricostruzione come si fece in altri terremoti. Un dramma. E poi naturalmente vai a Napoli che sta votando, dopo 3 anni che hanno in mano tutto, commissari, provincializzazione eccetera, sta votando in mezzo ai rifiuti. Poi ha girato Lampedusa e quel giorno lì che è andato a Lampedusa io ero con degli aquilani che mi dicevano diglielo che anche a noi ha detto che si prendeva una casa per seguire la ricostruzione. Diglielo che si toglieva, ha detto anche a noi che si toglieva le tasse e poi toglieva anche la rata del mutuo, adesso arriva tutto con gli arretrati. Verità, verità. Oppure, terzo caso, alcuni problemi li coltivo, non li risolvo perché ci ricavo un lucro politico. L'immigrazione è un caso classico, no? Noi abbiamo su queste cose, diciamo, che non è che noi siamo buonisti, noi pensiamo che con l'umanità e con la razionalità un problema si affronti meglio. Loro con la propaganda e volendo specularci su hanno creato un meccanismo micidiale. Voi dovete dirmi, sì, ne sono arrivati 20.000 alla Tunisia, ma ne arrivano 50.000 dal Kosovo. 50.000 ne arrivano. Si è mai visto una scena come quella che è girata in tutte le TV del mondo, di un governo che non riesce a dare più di 5 o 6 bagni chimici a 3.000 persone? Io gli ho detto, ma li portiamo noi i bagni chimici, quindi quando fa le feste c'è i bagni chimici. Non puoi lasciare senza acqua, senza bagni la gente, no? E quindi problemi da coltivare, come la giustizia peraltro, no? Pane e giustizia, tutti i giorni per 15 anni. Vi risulta che è un servizio che non funziona per i cittadini, parliamoci chiaro. Abbia avuto un minimo di modifica o di miglioramento? No, perché c'è interesse a tenerlo lì. A tenerlo lì per poter fare le sue guerre alla magistratura e scagliare il popolo contro i giudici e così via. Allora vedete che l'insieme di queste cose costituisce un meccanismo
che funzionerebbe persino a prescindere dalla personalità di Berlusconi, in questo senso. E quindi noi dobbiamo attrezzarci a avere delle proposte che tengano assieme anche il tema democratico, leggi elettorali, come oggi sono qui a Cagliari, domani vado a Olbia, certo, terreni non semplici, non semplici, però c'è un gusto, c'è un gusto, ma vuoi mettere il gusto, ma non c'è paragone, e io penso che le sorprese che arriveranno saranno un'indicazione intanto precisa, sicura su questa giunta regionale, a tappetino del berlusconismo, vassalla del berlusconismo, che ha portato solo dei danni a questa regione. E poi un segnale d'Italia, perché segna la particolare capacità di anticipare anche dei cicli. E quindi io, da questo orgoglioso e glorioso territorio, che sa cos'è anche nel dramma e nella difficoltà la parola lavoro, e ripeto, io voglio che questa parola suoni come una parola a fianco del partito, da questa regione io ritengo che possa venire un segnale importante che rincuorerà tutto il centro-sinistra in Italia. Quindi il massimo sforzo è quello che vi chiedo, io per parte mia girerò l'Italia giorno e notte, ce la mettiamo tutta, ne vale la pena, e sono sicuro che con una serata come questa che le soddisfazioni non mancheranno qui a Cagliari. Grazie.